Oggi è un'iniziativa sicuramente di pregio e importante per il comune di Porto Empedocle. Certamente, oggi è una giornata di festa per Porto Empedocle. Intanto c'è la festività, la ricorrenza di San Calogero che gira per le strade, molto amato, ma in questa occasione abbiamo pensato di celebrare il nostro illustrissimo figlio Luigi Pirandello e dedicargli una mostra, un bollo filatelico che rimarrà nel museo a Roma delle Poste Italiane. Oggi c'è l'annullo anche per qualche altro giorno e poi per alla Posta Centrale, e un convegno di studi con un'accademica, la professoressa Castiglione, che parlerà proprio dell'infanzia e del fatto che Pirandello in realtà visse a Porto Empedocle, era originario, si può dire, di qui, perché solo per un caso la famiglia, per una pestilenza, si spostò nella prossimità del parto, nella tenuta di campagna che è proprio al limite fra i due confini, ma in realtà la famiglia viveva qua, lui è qua. Ci sarà il pronipote di Pirandello oggi, Fausto Pirandello, con noi e magari ci racconterà qualche aneddoto della famiglia, e insomma è un primo modo per celebrare Pirandello. Nell'ambito delle iniziative di Porto Empedocle oggi l'annullo filatelico, un'esclusiva tutta empedoclina. Sì, sono iniziative culturali importanti perché possono costituire appunto un volano per una rinascita della città di Porto Empedocle. La stessa Torre Carlo V, io credo che abbiamo visto giù appunto la sala dedicata ai cannoni e altri reperti archeologici, ma tutto l'intero complesso museale può diventare veramente un punto di attrattiva e quindi fungere da spunto per uno sviluppo culturale, economico e turistico dell'intero paese. Oggi l'annullo filatelico a Porto Empedocle. Sì, è davvero un grande appuntamento per noi, per la nostra associazione di Oltrevigata. Chiaramente secondo noi abbiamo fatto quello che doveva essere fatto, e cioè onorare il nostro premio Nobel Agrigentino con un annullo e ricordarne il 150° anniversario dalla nascita. Questo l'abbiamo fatto chiaramente in collaborazione con le Poste Italiane, con il comune di Porto Empedocle e con chi ci ha dato il patrocinio gratuito, cioè l'ARSE, l'Assemblea regionale siciliana, l'assessorato ai beni culturali regionale e tutti gli altri come la biblioteca pirandelliana, il polo museale e l'Università di Palermo, degli studi di Palermo e gli studi filologici di Palermo. Fausto Pirandello, pronipote del maestro Luigi Pirandello, oggi sicuramente una grande emozione per l'annullo filatelico, questa iniziativa a Porto Empedocle. Sì, assolutamente, ringrazio tutte le istituzioni di Porto Empedocle, il sindaco, le Poste Italiane, l'associazione culturale Oltrevigata e anche ovviamente l'artista Michelangelo Lacagnina per aver creato questa manifestazione in onore del 150° anniversario della nascita di Luigi Pirandello.